Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di immigrazione, altri 2 neonati morti a Lampedusa, più di 1000 persone a rischio nel Mediterraneo, ma il Viminale valuta il blocco navale per le ONG. I dettagli nel servizio. Ancora 2 vittime lungo la rotta del Mediterraneo centrale, ancora 2 bambini che non diventeranno mai adulti. Su uno dei barchini arrivati in queste ore a Lampedusa c'erano anche i corpi di 2 gemellini neonati. Sono nati in Tunisia, ma lì la crisi sta privando persino gli ospedali degli strumenti per prestare le cure necessarie alla popolazione. Per questo, hanno raccontato sconvolti i genitori all'arrivo, hanno deciso di tentare il tutto per tutto, portarli in Italia, dare loro la speranza di sopravvivere. Ma non ce l'hanno fatta, si sono spenti poco dopo la partenza da Sfax. Arrivati a Lampedusa, i loro corpi sono stati trasferiti nella camera mortuaria dove già riposano quelli dei 2 bimbi di meno di 1 anno uccisi da un'esplosione avvenuta su un barchino su cui viaggiavano i cadaveri di 2 uomini e 2 donne, vittime di un naufragio che nessuno sa o hanno potuto raccontare. Sono stati trovati ieri mentre si cercavano i dispersi, incluso un neonato di 15 giorni, di altri disastri. E dal Mediterraneo le richieste di aiuto si susseguono. Mentre viene diramato l'ennesimo allarme per segnalare 1300 persone in difficoltà, si inasprisce il rapporto fra la flotta civile e le autorità italiane. Il messaggio di SOS è arrivato da Alarm-Pon, nella zona di ricerca e soccorso fra Malta e Italia. Ci sono 2 barconi di legno in difficoltà, con a bordo rispettivamente circa 700 e 650 persone. Gli unici a rispondere sono gli equipaggi delle navi ONG. In mare ci sono Ocean Vikings di SOS Mediterranee e l'SOS Humanity. Nella notte l'ultimo salvataggio. 22 persone sono state salvate da un gommone con i tubolari ormai tanto sgonfi da permettere all'acqua di inondare lo scafo. Altre 80 circa sono a bordo di Ocean Vikings, che ha risposto alla richiesta di soccorso inviata da 2 barchini su cui viaggiavano anche bambini neonati. Secondo le leggi internazionali è un dovere intervenire in soccorso di chi si trovi in difficoltà in mare, ma dal Ministero dell'Interno già fanno sapere che alle 2 imbarcazioni potrebbe essere persino negato l'accesso in porto. Nel frattempo a Lampedusa continuano gli sbarchi, oltre 500 persone sono state accompagnate nella notte al molo Favarolo. Nel frattempo si incolonnano i migranti salvati nei giorni scorsi e adesso in via di trasferimento in altri centri. Incendiata l'edicola votiva in memoria di Roberta Siragusa, la ragazza di soli 17 anni, che venne ammazzata nella notte tra il 23 e il 24 gennaio dell'anno scorso a Caccamo. Proprio negli scorsi giorni, per l'omicidio di Roberta, la Corte d'Assise di Palermo ha deciso di infliggere l'ergastolo a Pietro Monreale di 19 anni. C'è il servizio. Un gesto ignobile che scuote nuovamente Caccamo, cittadina del Palermitano. Qualcuno nella scorsa notte avrebbe infatti tentato di cancellare la memoria di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa dal fidanzato poco più grande di lei ed arsa praticamente viva. Siamo scossi e sgomentati per l'accaduto, così il primo cittadino, Franco Fiore, il cui pensiero inevitabilmente va a mamma Iana, papà Filippo ed al fratello di Roberta, Dario. Siamo certi che le forze dell'ordine assicureranno alla giustizia gli autori di tanta crudeltà. Ha ancora proseguito il sindaco. Un atto vandalico compiuto da ignoti ai danni dell'edicola realizzata sul Monte Rotondo, luogo ove è stato ritrovato il corpo privo di vita della giovane. L'edicola votiva sarebbe stata data alle fiamme, le stesse fiamme che per 5 interminabili minuti bruciarono Roberta, dapprima picchiato, forse stordita. Il vile gesto arriva a circa una settimana dalla conferma dell'ergastolo per Pietro Monreale. Proprio negli scorsi giorni, per l'omicidio di Roberta, la Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Vincenzo Terranova, ha deciso di infliggere la massima pena al giovane, che rimase a guardare il corpicino della fidanzata ardere fra le fiamme per poi gettare il cadavere semicarbonizzato in un dirupo. La versione sostenuta da Monreale e dalla quale mai nessuno ha creduto, neppure i giudici che lo hanno condannato, è quella che Roberta si sia cosparsa di benzina per poi darsi fuoco.
Peccato che contro questo racconto vi fossero le telecamere di zona che hanno chiaramente ripreso l'auto di Monreale nei suoi spostamenti. Intanto si indaga su ipotetici complici dell'unico imputato, è questo che chiedono le parti civili nel processo per l'omicidio di Roberta. Sono due gli elementi che desterebbero sospetti: il ritrovamento di una sciarpa color nocciola nel punto in cui erano stati trovati i resti della ragazza, che tuttavia non apparterrebbe alla vittima. Secondo la madre di Roberta, a Siracusa l'accessorio somiglierebbe molto a quello indossato durante un capodanno dalla mamma dell'imputato. Proprio a Monreale, poi, secondo le parti civili, avrebbe descritto le fasi dell'occultamento del cadavere parlando al plurale e usando il noi. È solo un errore o c'era effettivamente qualcun altro con lui quella notte? Monreale avrebbe anche cercato di depistare più volte le indagini, mandando messaggi alla ragazza come se non avesse saputo che fine avesse fatto. Solidarietà alla famiglia di Roberta è stata espressa dal sindaco anche telefonicamente, dopo aver allertato i carabinieri della locale stazione, che si sono portati sul posto per i dovuti accertamenti. Intanto una fiaccolata in memoria di Roberta è stata nuovamente fatta a Caccamo, dove hanno sfilato grandi e piccini, tutti in memoria della giovane bruciata dal fidanzato. Si può sventolare però. Volevamo ringraziare tutti i presenti. Abbiamo voluto fare questa fiaccolata per dire in maniera chiara che tutta Caccamo è con la famiglia Siracusa, con Iana, Filippo e Dario. E su questo veramente non mi aspettavo un'affluenza così massiccia e numerosa per una fiaccolata organizzata veramente in pochissime ore. Questo mi riempie veramente d'orgoglio, perché mi fa ben sperare per il futuro. La Caccamosana c'è. Vogliamo anche noi come Chiesa stare vicini alla famiglia Siracusa. Vogliamo veramente che questo dramma, questo dolore piano piano si incomincia ad attutire, non essere rinnovato con questi atti un pochettino così fuori luogo. E allora vogliamo elevare a Dio nostro Padre questo grande dono che Lui solo può dare ai nostri cuori e all'intera umana società che vive tante volte questi travagli. Diciamo insieme: l'eterno riposo dona lei, o Signore, e sprendi a lei la luce perpetua, riposo in pace. L'eterno riposo dona lei. Operazione terra bruciata, droga, racket e ingerenze nella politica, sgominato clan mafioso nel Catanese. Vediamo. È scattata all'alba a Randazzo nel Catanese l'operazione terra bruciata e con oltre 200 carabinieri. Sono più di 30 gli indagati dell'operazione legati alla famiglia Sangiani. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose a mezzo di incendio. È contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il blitz è scattato all'alba. I militari del comando provinciale di Catania hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale Etneo nelle province di Catania, Cagliari e Rimini. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Etnea ha permesso di disarticolare il gruppo dei Sangiani, articolazione territoriale del clan Laudani. Secondo la Procura, oltre a un fiorente traffico di cocaina, hashish e marijuana, l'indagine ha consentito di documentare come gli indagati abbiano nel corso degli anni esercitato un asfissiante capillare controllo del territorio ai danni di attività economiche della zona, i cui titolari venivano intimiditi con minacce e danneggiamenti per sottostare al pagamento del pizzo. Durante le indagini è stato trovato sotterrato in una località di campagna un arsenale costituito da pistole, fucili e numerose munizioni. Nell'inchiesta sono confluiti atti sulle elezioni amministrative di Randazzo dell'anno 2018. Sono emerse interferenze degli appartenenti al sodalizio mafioso sull'amministrazione comunale e in particolare su 3 rappresentanti attuali e passati del comune. Inchieste a Porto Empedocle su tentate estorsioni e spaccio di hashish. Il comune
valuta l'eventuale costituzione di parte civile nei processi che seguiranno. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sulle recenti operazioni di polizia avvenute nel comune empedoclino, anche il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, dice la sua, senza entrare nel merito delle inchieste che in questi giorni hanno interessato il comune di Porto Empedocle, scrive Calogero Martello, prima con l'inchiesta relativa ai presunti tentativi di estorsione ai danni di talune imprese e poi da ultimo di sostanze stupefacenti, l'amministrazione comunale esprime da un lato forte rammarico per l'immagine negativa che tali fatti stanno determinando anche a livello nazionale sull'intera comunità empedoclina e dall'altro lato forte preoccupazione per la recrudescenza di fenomeni delittuosi che sviliscono l'azione di risanamento economico e sociale portato avanti con determinazione dall'amministrazione attualmente in carica. Sul punto, benché le inchieste siano ancora in fase preliminare e meramente cautelare, sentiamo la necessità, continua Martello, di esprimere forte disagio atteso che tali fatti, ove dovessero poi trovare conferma processuale, impattano negativamente sul processo di sano sviluppo fin qui programmato e portato avanti. La legalità è e rimane un punto fermo dell'azione amministrativa e politica di questa amministrazione, che ha il dovere di tutelare quella parte maggioritaria della città onesta e lavoratrice. Per questi motivi, continua Martello, l'amministrazione valuterà l'opportunità e la fattibilità giuridico-processuale di un'eventuale costituzione di parte civile del comune in entrambe le inchieste, al fine di tutelare l'interesse generale della comunità empedoclina nei valori di legalità, trasparenza e sano sviluppo economico. Raid all'interno di un'azienda agricola di Palma di Montechiaro. Ignoti, approfittando delle ore notturne, sono riusciti ad entrare nella struttura in contrada Albanesi, scavalcando una recinzione. Una volta dentro hanno aperto tutti i rubinetti dei silos che contenevano vino bianco, facendo fuoriuscire migliaia di litri di mosto. Secondo una prima stima i danni ammonterebbero a circa 350.000 euro. Un danneggiamento che ha tutte le caratteristiche dell'intimidazione. A fare la scoperta è stato uno dei responsabili dell'azienda, a cui non è rimasto altro che denunciare l'accaduto ai poliziotti del locale commissariato, informata anche la procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Si sblocca lo stallo post-elettorale in Sicilia, scatta il termine dei 20 giorni entro cui bisognerà convocare la prima seduta dell'insediamento dell'Assemblea regionale siciliana per l'inizio della 18ª legislatura. Il ritardo senza precedenti ha provocato la paralisi istituzionale dopo l'Election Day del 25 settembre, quando gli elettori si sono recati alle urne per le elezioni politiche e le regionali a Roma. Si è formato il nuovo governo Meloni e le Camere hanno votato gli uffici di presidenza. A Palermo invece tutto è rimasto immobile, niente assemblea e niente governo. Il presidente della regione Renato Schifani ha quasi 2 settimane, ha tra le sue mani tutte le deleghe e ha dovuto arruolare i capi di gabinetto degli ex assessori del governo Musumeci per poter gestire la minima ordinaria amministrazione. C'è il servizio. L'ufficio centrale del Tribunale di Palermo ha ricevuto i dati definitivi del voto a Messina e a Catania. Ci è voluto un mese per avere il quadro completo dei 70 eletti all'Assemblea regionale siciliana. I ritardi di Messina e Catania sono stati causati dalla necessità di ricontare le schede per una serie di errori riscontrati in alcune sezioni durante lo spoglio e la verbalizzazione. Entro domani 21 eletti nelle 2 circoscrizioni dovrebbero essere convocati dai rispettivi tribunali per il ritiro degli attestati. Alcuni eletti sono stati già convocati, altri invece attendono l'invito per la proclamazione. Dopo che l'ufficio centrale di Palermo attribuirà i seggi, scatterà il termine dei 20 giorni entro cui bisognerà convocare la prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana per l'elezione del presidente e dell'ufficio. Qualche giorno prima invece si svolgerà la cerimonia per l'accoglienza dei neodeputati, per la quale l'amministrazione di Palazzo dei Normanni sta lavorando da giorni, così come per la predisposizione degli uffici che ospiteranno i nuovi gruppi parlamentari sulla carta 9.
Per la prima seduta dell'ARS si fanno due ipotesi, il 7 o l'8 novembre, oppure il 14 e il 15 novembre. A questo punto i fari sono puntati sul presidente della regione, Renato Schifani. Probabile che il governatore acceleri sulla composizione della giunta. I ritardi per il riconteggio delle schede e la nuova norma che impone il giuramento degli assessori in assemblea hanno costretto Schifani, proclamato 2 settimane fa, ad agire in totale solitudine, assumendosi tutte le deleghe non senza difficoltà nella gestione delle emergenze. No alla discarica di rifiuti speciali a Grotticelle in territorio di Naro. I sindaci uniti nella battaglia, convocati i consigli comunali. Vediamo. Presidente, stasera nuovo consiglio comunale straordinario dopo quello per l'agricoltura, stasera invece si discute di una vicenda molto complessa, quella della realizzazione di una discarica in contrada a Grotticelle. Perché questa riunione congiunta di 3 consigli comunali? Beh, io ho dato seguito ad una richiesta pervenuta nel corso di una conferenza dei capigruppo nel quale appunto mi si chiedeva di convocare un consiglio comunale straordinario sul tema della paventata creazione di una discarica in contrada Grotticelle. Diciamo che la richiesta è stata all'unanimità di tutta la conferenza dei capigruppo, quindi per non addetti ai lavori un consiglio comunale straordinario può convocarsi con la richiesta scritta di 5 consiglieri comunali. Qui la situazione è stata totalmente diversa, in quanto sono stati tutti i componenti della conferenza dei capigruppo che sono, diciamo, i rappresentanti dei gruppi consigliari presenti in consiglio. Quindi questo per rappresentare l'interesse che c'è sul tema. La discarica di Contrada Grotticelle è un tema che ha fatto alzare i riflettori della politica perché non è possibile e non è consentibile con la creazione di una discarica in quel territorio, che assolutamente non è un territorio vocato ad una discarica. È un territorio che si trova al centro di 3 comuni, che sono il comune di Canicattì, il comune di Naro e il comune di Castrofilippo. Lì insistono delle aziende agricole, insistono delle residenze stagionali e per tutto l'anno, quindi residenziali, cioè c'è gente che ha investito su quel territorio e quindi non è assolutamente consentibile, ma il fatto più importante a nostro avviso è il problema della salute, perché una discarica in quel territorio comporta la salute di un territorio piuttosto complesso qual è Canicattì, Naro e Castrofilippo, e noi dobbiamo come dire, attenzionare un problema del genere, perché ne va della nostra salute, della salute dei nostri figli e della salute delle nostre future generazioni. Quindi dobbiamo mettere un freno a questo problema e dire no alla creazione della discarica in quel territorio. Assessore Alessi, il comune di Castrofilippo presente a questa riunione del Consiglio Comunale di Canicattì per ribadire il proprio no alla realizzazione di una discarica in contrada Grotticelle. Sì, noi siamo presenti non solo stasera, ma abbiamo iniziato 2 mesi fa la battaglia. Il sindaco con me presente con la delega al territorio e ambiente, siamo stati già a Palermo a una conferenza servizi. Allora la Presidente della Commissione, Giussi Savarino, e siamo per il no della discarica, quindi ci batteremo per il no per la discarica. E allora stasera siamo in questo consiglio aperto, vediamo che cosa succede e cosa vogliono le associazioni e i cittadini. Consigliere Carmelo Baio, consigliere comunale del comune di Castrofilippo, già da tempo l'Assemblea ha detto no a questa discarica. Sì, questa sera come delegazione del Comune di Castrofilippo siamo presenti al Consiglio aperto qui a Canicattì per ribadire il no, come già abbiamo fatto in Consiglio Comunale in maniera unanime, seguendo le indicazioni già fatte dall'amministrazione comunale a Castrofilippo, sindaco e assessori, e siamo qui per ribadire l'ennesimo no. Presidente, il Comune di Naro presenta a questo Consiglio Comunale per dire no a questa realizzazione di una discarica in contrada Grotticelle.
Il Consiglio Comunale di Naro presente per ribadire ancora una volta la propria contrarietà alla costruzione della discarica che sorgerà all'interno del territorio del Comune della città di Naro, un territorio interessato da numerose aziende agricole, tra l'altro molte anche in biologico, quindi un territorio ad alta vocazione agricola, certamente. Siamo molto preoccupati anche per il fatto che negli ultimi anni si sono registrati a Naro numerosi casi di cancro, quindi l'aumento è stato esponenziale e la futura costruzione della discarica potrebbe quasi certamente alimentare altre situazioni analoghe, sicuramente che sono poco piacevoli e che vanno contrariamente a quello che è l'interesse della salute pubblica. Noi abbiamo già ribadito più volte la nostra contrarietà, il Consiglio Comunale di Naro unanimemente ha già ribadito la contrarietà alla costruzione della discarica. Gli adempimenti sicuramente successivi spetteranno ad altri enti. Noi da parte nostra auspichiamo che l'iter venga perlomeno inizialmente stoppato o perlomeno che la futura realizzazione della discarica perlomeno si cambi la tipologia perché al momento interessa veramente il deposito di materiali alquanto pericolosi e sicuramente con ripercussioni per l'intera comunità. Codacons presente stasera a questa riunione congiunta dei 3 consigli comunali, Naro, Castrofilippo e Canicattì. Questione di scarica di Contrada Grotticelle purtroppo preoccupa. Ma preoccupa però, come dicevo dei tuoi colleghi, preoccupa se non vengono seguite le norme e vengono rispettate le norme. Sono delle discariche che vanno a insediarsi e vengono presentate come bonifica di cave dismesse, vanno seguite, se la Regione le autorizza per una questione di normativa. La normativa va seguita, i consigli comunali devono essere attenti, non devono essere i consiglieri comunali tranquilli perché ormai tanto si è fatta, no, vai, segui, vai a fare il tuo controllo, i 3 comuni si fanno autorizzare, i 2 non principalmente colpiti perché non è il proprio territorio, si fanno autorizzare ad effettuare dei controlli, i dirigenti vanno spesso a controllare la discarica perché loro le presentano come discariche di bonifica di cave dismesse. Bene, vanno seguite, vanno attenzionate perché se vengono rispettate le norme, ben vengano, sono delle bonifiche. Ma attenzione a rispettarle, attenzione a farle rispettare. Noi siamo a favore dell'ambiente, Consambiente è una delle nostre associazioni collegate a Codacons e noi siamo attenti e infatti non ho assolutamente tralasciato tantissimi altri impegni per essere qua per attenzionare. Bisogna attenzionare, se la Regione ha già autorizzato i 3 comuni attenzioneranno il tutto, a iniziare, ripeto, dai consiglieri comunali. Il consigliere comunale ha la sua prerogativa di controllo e di proposta, va a fare i controlli, attenzione, è territorio del comune e allora il consigliere comunale effettua un controllo, si fa la comunicazione preventiva mezz'ora, non 5 giorni prima perché l'azienda si può preparare e il consigliere va a fare la sua ispezione in regola. Manifesti anonimi che inneggiano la marcia su Roma sono apparsi oggi a Paternò, il centro del Catanese in cui è nato il presidente del Senato Ignazio La Russa. La denuncia arriva dal segretario siciliano del Partito Democratico Anthony Barbagallo, proprio nel giorno in cui la neopresidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiara alla Camera di essere contro ogni autoritarismo, fascismo incluso, scrive Barbagallo in un commento, a Paternò succede un fatto gravissimo che non può restare impunito. Nei manifesti senza alcuna firma sono indicate 2 date, il 28 ottobre 1922 e il 28 ottobre 2022. Su uno sfondo tricolore la scritta "Un popolo in marcia". Evidente il riferimento al centenario della marcia su Roma che portò Benito Mussolini alla guida del governo. Barbagallo, che è anche deputato alla Camera, invita nella nota il sindaco Paternò a provvedere immediatamente a oscurare questi manifesti a tutela dell'amministrazione comunale in primis, visto che la fissione sembrerebbe essere stata autorizzata dal comune stesso, conclude la nota. A Misiscemi il prossimo 13 novembre l'elezione del primo sindaco. Vediamo.
Che idea c'ha lei di missili scemi, di amministrare missili scemi? Gli altri hanno fatto una sorta di modo nuovo di vedere l'amministrazione di una comunità. Secondo lei la visione di amministrare missili scemi com'è? Anche noi siamo costretti a fare qualche cosa del genere, perché partiamo da una situazione proprio da zero. Si tratta di costruire dalle fondamenta un comune che non ha nulla dal punto di vista strutturale. Che entusiasmo, e poi cosa c'è? Entusiasmo soprattutto. E poi cosa c'è? La speranza di dare delle risposte ben precise ai cittadini, perché i cittadini sono stati abbandonati in questi ultimi 30 anni e hanno ragione ad essere contro qualcuno. Non è colpa loro, certo, le tasse questi cittadini le hanno sempre pagate, qualche cosa in cambio si poteva avere. Parliamo sempre di viabilità, illuminazione, non chiediamo... 8 contrade che si fondono per generare un'entità nuova. Ecco, è un qualcosa di storico. Siamo 8 frazioni, come dice lei, alla pari, non esiste un centro di aggregazione comunale, si dovrà creare, non esistono le strutture per poter allocare i servizi, gli uffici, tutto deve iniziare da zero e questa è la nostra preoccupazione. Dobbiamo cercare di coinvolgere l'Assemblea regionale che possa emanare una legge che aiuti i neocomuni come il nostro durante questa fase di crescita, almeno per i primi 3 anni, con dei fondi finanziati ad hoc. Ora che cosa vogliamo invece noi creare? Superare il concetto delle frazioni, perché con la scusa che facevamo parte di Trapani spesso c'era qualcosa che non andava tra di noi e quindi il nostro compito è quello di creare un senso di comunità superando il concetto delle divisioni in frazioni. Non dovrà esistere una frazione contrapposta a un'altra. Cosa le viene chiesto in questi giorni di campagna elettorale maggiormente? Sempre la viabilità e l'illuminazione, ma soprattutto la viabilità. Da noi le strade, soprattutto in alcune zone, sono proprio brutte. Siamo andati da un sopralluogo nel centro cosiddetto storico della frazione di Guarrato e ci dicevano che questa piazza di fronte alla chiesa è abbandonata in preda ai vandali. Cioè siamo arrivati a questo punto. La stessa cosa si parla di Marausa, andato verso Trapani della Torre, quello che succede di notte, c'è qualche cosa che non va. Avete stilato una sorta di programma, è chiaro. Al primo posto c'è la volontà di creare subito, appena elette, un apparato amministrativo degno di essere chiamato apparato amministrativo e quindi dotarci di una pianta organica prevista per legge, perché fino ad oggi sono stati funzionari e gli impiegati del Comune di Trapani che hanno lavorato per noi. Politica ne ha masticato, come si dice in gergo, nel tempo. Per questo l'ho fatto, perché ho avuto l'impressione che c'erano troppi castelli campati in aria, illusione per la povera gente. E allora ci siamo messi per questo. Noi vorremmo fare tutto ciò che c'è di concreto e di realistico. Sono stato medico per 38 anni in queste frazioni. Sono circa 230 i lavoratori in nero individuati dagli ispettori dell'INPS durante la campagna straordinaria di ispezioni coordinata dalla direzione regionale dell'istituto e condotta durante i mesi estivi nelle principali località turistiche dell'isola, dalle località balneari come Capodorlando, Taormina o San Vito Lo Capo alle città d'arte come Palermo, Catania e Noto. A livello locale l'attività ha visto anche in certi casi la collaborazione dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e della Guardia di Finanza. Nelle 140 attività commerciali ispezionate, bar, ristoranti, locali di ritrovo notturno, sono stati inoltre scoperti e segnalati all'autorità giudiziaria 10 percettori illegali del reddito di cittadinanza, 6 percettori illegittimi di indennità di disoccupazione, 6 rapporti di lavoro fittizi, cioè simulati al fine di ottenere il pagamento di prestazioni INPS. I risultati dell'iniziativa, commenta il direttore regionale dell'INPS Sergio
salta la macchia, dimostrano la necessità di una costante sorveglianza del territorio a contrasto del lavoro nero e ci incoraggiano a proseguire la vigilanza, soprattutto in questi settori del terziario in cui il fenomeno in Sicilia è cronico. In queste realtà l'azione dell'INPS rimane essenziale per assicurare la legalità nel mondo del lavoro a garanzia dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro che rispettano le regole. Sicilia ha due facce, la Banca del Cordone è eccellenza, ma l'isola è ultima per donazione di organi. Per il terzo anno consecutivo l'isola ha raccolto più unità di sangue cordonale di ogni altro centro d'Italia e nel 2022, già nel mese di settembre, aveva superato il dato complessivo del 2021. C'è il servizio. Ultima tra le grandi regioni per donazione di organi, prima in Italia per donazione del cordone ombelicale. È solo una delle contraddizioni della Sicilia, la prova che i siciliani non sono meno generosi di lombardi o emiliani, ma il sistema a non metterli nelle condizioni di esserlo, perché mentre la rete dei trapianti funziona a singhiozzo, azzoppato da burocrazia e carenza di personale, la Banca del Cordone di Sciacca è un'eccellenza nel panorama nazionale. Per il terzo anno consecutivo l'isola ha raccolto più unità di sangue cordonale di ogni altro centro in Italia e nel 2022, già nel mese di settembre, aveva superato il dato complessivo del 2021, 1.131 unità contro le 1.032 dello scorso anno. Numeri che, come dimostrano i dati dell'unità di medicina trasfusionale dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, crescono mese dopo mese. 288 unità nel trimestre gennaio-marzo, 367 da aprile a giugno, 476 tra luglio e settembre. I globuli rossi del sangue contenuto nel cordone ombelicale possono essere utilizzati, quando idonei, per migliorare le condizioni di salute dei neonati prematuri, aiutando a prevenire complicanze quali deficit intellettivi, cecità, disturbi dell'apparato respiratorio o gastroenterico. In Sicilia, grazie all'autorizzazione all'unanimità del Comitato Etico Palermo 2, sono 16 le unità di terapia intensiva neonatale che potranno praticare queste trasfusioni. Le cellule staminali del sangue cordonale invece sono ampiamente utilizzate anche e soprattutto per pazienti adulti che necessitano di un trapianto e sono privi di donatore compatibili, oltre che per la formulazione di farmaci per la cura di diverse patologie. La volontà alla donazione può essere comunicata direttamente al personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale in cui si intende partorire e prevede la compilazione di un questionario anamnestico completo di consenso alla donazione siglato prima dell'inizio del travaglio di parto. Slow Food premia un ristorante di Agrigento. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Un importante riconoscimento arriva per un noto ristorante di Agrigento, il Ginger People Food, gestito dalla cooperativa Alcarub, presidente Carmelo Roccaro. Infatti a Milano è stata presentata lunedì 24 ottobre al Piccolo Teatro Sler la nuova guida alle Osterie d'Italia 2023 di Slow Food Editore. Con grande sorpresa e commozione abbiamo appreso che quest'anno, oltre alla conferma in guida, è stata assegnata anche la chiocciola e che ci viene riconosciuta agli esempi di ristorazione ritenuti veramente di qualità e rispondenti pienamente alla filosofia del cibo buono, pulito e giusto per tutti da Slow Food. 6 le nuove chiocciole attribuite alla Sicilia, tra cui quella che va al ristorante Ginger People Food di Agrigento, che vanno ad aggiungersi alle 13 già presenti. Nella motivazione si legge un contesto colorato e multietnico, frutto di un bellissimo progetto di integrazione, deve godere di qualità e di un racconto puntuale di ingredienti e territorio. Siamo in guida già da qualche anno, ma sinceramente non ci aspettavamo proprio la chiocciola, afferma Carmelo Roccaro, presidente della cooperativa Alcarub. Un riconoscimento, insomma, per un duro lavoro di rigenerazione umana portato avanti in una città di frontiera come la nostra e non sempre compreso. Non è facile quindi lavorare in un territorio così poco incline al nuovo e al cambiamento. Facciamo veramente molta fatica. Questi traguardi però ci incoraggiano ad andare avanti. L'accoglienza per il cliente è la parola chiave, insieme alla capacità di saper rapportare la propria identità e il proprio territorio. E oggi possiamo, conclude il Presidente,
della cooperativa Al-Karub Roccaro, anche dire che Slow Food ha riconosciuto la ricchezza del processo di meticciato che sta alla base della superba gastronomia siciliana e che certamente non si è mai fermato. Agrigento onora con un convegno la memoria del capitano Alexander Castel in occasione dei 150 anni della sua nascita. Arturo Cantella. Si ricorda oggi, a 150 anni dalla nascita, la figura di Hardcastle, un uomo che amò Agrigento e che fece tanto per Agrigento. Sì, sicuramente ha fatto tanto, direi tantissimo, ha dato respiro, ha dato bellezza alla Valle dei Templi e ha dato anche opportunità ai viaggiatori e ai visitatori di ammirare le colonne del Tempio di Ercole che a spese sue le ha innalzate, e poi ha fatto diversi scavi, ha cercato anche di aiutare il centro storico della nostra città con interventi abbastanza precisi come quelli del Museo Civico, dell'Istituto delle Suore di Sant'Anna e di altre ancora, quindi ha cercato anche di avere una parola a favore del centro storico, ma quello che di più lui ha lasciato è i lavori basamento del monumento di San Biagio, poi il Tempio di Esculapio, il Tempio di Vulcano e tante altre opere importanti che veramente rappresentano il cuore della nostra valle. Voi lo avete ricordato anche in altri momenti, con altre manifestazioni che avete svolto nella giornata di ieri. L'abbiamo ricordato all'ospedale psichiatrico dove lui morì il 26 giugno del 1933, proprio in un padiglione, l'8° padiglione, e poi siamo stati il pomeriggio al cimitero dove abbiamo deposto delle corone di fiori in ricordo di questo magnifico capitano. Si ricordano oggi 150 anni dalla nascita di Hardcastle con diverse manifestazioni, anche un convegno e con una figura carismatica ed emblematica per la nostra città. Sicuramente, perché Alessandro Hardcastle è stato colui il quale vide la Valle dei Templi forse così come ora, vide lontano, fu un uomo generoso, fu un uomo che dedicò la sua vita perché la Valle dei Templi diventasse il paradiso che è, diventasse ancora più bella di quella che è. E impiegò tutti i suoi averi e finanziò tutta una serie di opere importantissime, la più visibile, quella che ha cambiato il panorama della Valle dei Templi stessa, è la erezione delle 8 colonne del Tempio di Ercole. E allora oggi noi rendiamo memoria, rendiamo una corriverenza, un grande ringraziamento a questo grande mecenate, a questo grande cittadino del mondo che amò tanto la nostra Agrigento, che amò tanto la nostra Sicilia, la nostra terra e i siciliani. Il parco oggi vuole ricordare una figura importante per la nostra città nei suoi 150 anni dalla nascita, con diverse iniziative e con questo interessante approfondimento. Sì, un uomo importante che ha dato molto, non solo mecenate, ma un uomo che aveva dentro di sé l'amore e un progetto ambizioso che ha realizzato, cioè ha messo mano a quello che oggi magari è molto facile pensare, ma 100 anni fa non era così facile. Lo ha fatto perché era spinto da questo desiderio meraviglioso, ha dato tanto, non finiremo mai di ringraziarlo, ma non finiremo mai di pensare che persone come lui hanno reso così importante questo nuovo paesaggio, questo paesaggio che poi grazie a lui abbiamo riscoperto e che in parte non era così conosciuto e che oggi ha portato la Valle dei Templi ad essere riconosciuta nel mondo intero.
Un apprezzatissimo intervento per ricordare la figura di questo grande uomo che tanto diede ad Agrigento, che è appunto Hardcastle. Sicuramente, per me che sono un archeologo, che ho la fortuna di lavorare negli stessi luoghi che hanno visto protagonista il capitano Alexander Hardcastle, è un momento di grande commozione e sicuramente una grande opportunità per rendergli il tributo di ammirazione, di stima e di profonda gratitudine che tutti quanti dovremmo ovviamente offrirgli. E sicuramente il contributo che ha dato Alexander Hardcastle alla conoscenza della città antica è assolutamente straordinario, e grazie alla generosità incondizionata di Alexander Hardcastle si sono poste le basi per la nascita dell'archeologia agrigentina, e tutti i suoi interventi a favore della Valle dei Templi, non ultimo diciamo la presenza dell'acqua e della luce o qualunque altra infrastruttura lui abbia agevolato, insomma, ha in qualche maniera aperto il futuro della Valle dei Templi come luogo di fruizione e diciamo poi per la presenza anche del grande pubblico che sarebbe venuto negli anni a seguire. Nuovo francobollo celebrativo della figura mitologica di Colapesce. Vediamo. Onorati di questa attenzione che Poste Italiane ha voluto riservare alla nostra città, baricentro del Mediterraneo, perché in 2 anni ha già emesso 3 francobolli che riguardano la nostra città, una la Filarmonica per i suoi 100 anni, Laudamo, l'altra è quella della Vara di quest'estate e oggi il mito di Colapesce. Per cui andiamo oltre lo stretto, perché i collezionisti di tutta Italia oggi parleranno di Messina e di un mito che è tutto nostro, che se ne dica, che visto che molte città siciliane cercano di accaparrarsi questo nostro mito, io ricordo a tutti quanti che la colonna che regge sta proprio sotto Capopeloro, per cui erano 3 colonne e una è nostra. Ma non è così invece nella cartolina che è stata stampata per l'occasione, cosa è successo? Ma non siamo stati contattati come è stato fatto grazie al circolo filatelico per la Vara, che abbiamo curato ogni dettaglio perché venissero, insomma, alla fine dal punto di vista grafico attenzione a tutti i particolari. Le poste invece non si sa, hanno agito così in maniera autonoma e ci hanno fatto questa sorpresa. È un'incongruenza che noi rivendichiamo la paternità di questo mito, anche perché se ne parla nei secoli, in tutta la letteratura, di questa appartenenza allo stretto di Messina. E poi stranamente nella cartolina è tagliata proprio la città di Messina, misteri della fede. Ad ogni modo comunque un'iniziativa che dà lustro e attenzione alla nostra realtà, certo magari più coinvolgimento ve l'aspettavate. Comunque è la cartolina che insomma ha qualche piccola contestazione, il francobollo è di ottima fattura e in ogni caso là si evince proprio che la città di Messina oggi lo emette per la prima volta, per cui a livello nazionale si sa che si parte da qua. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.